Protestano contro il Mercosur, l'accordo per ora in stallo, ma vogliono presentarsi come popolo di agricoltori, artigiani, partite IVA, lavoratori o semplici cittadini e consumatori ignorati. Si sono dati appuntamento domani alle 11 all'ex Forobuario di Corso Australia con i loro trattori, dove resteranno riuniti in presidio fino al primo pomeriggio, una cinquantina quelli attesi dagli organizzatori, che non si presentano come sigle ma come cittadini, e infatti a questa protesta non parteciperanno le associazioni di categoria degli agricoltori. C'è un precedente che gli agricoltori non hanno dimenticato le quote latte, puntualizzano gli organizzatori, che ricordano le migliaia di aziende distrutte, famiglie indebitate, promesse politiche mai mantenute, lo stesso film che, scrivono, vedono oggi con politici a parole contro certi accordi europei che nei fatti li firmano e li applicano. Dal presidio i manifestanti si sposteranno nel centro cittadino, due i cortei che partiranno alle 14:30 a piedi da Piazzale Garibaldi, i trattori da Corso Australia per raggiungere verso le 15 Piazzale Savonarola, dove si fermeranno circa un'ora.